Dottore Gramaglia, le chiedo l'importanza di questa iniziativa, la presenza dei supereroi al reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento. Natale in corsia inizia anche quest'anno con i supereroi acrobatici che, visto l'esperienza gradita e accettata sia dai bambini che dalle famiglie dei bambini ricoverati, i colleghi di Fabio Tosto, per esempio, e la FIDAPA hanno voluto riorganizzare questa manifestazione. È una manifestazione graditissima per i bambini perché ricevono un momento intanto dei doni, ma anche un momento di solidarietà e di affetto. Noi abbiamo avuto come ogni anno l'autorizzazione da parte della direzione strategica, il nostro direttore sanitario, tutti hanno consentito a questo momento di relax per i bambini nonostante la terapia e la degenza ospedaliera, ed è ben accettato anche dai familiari che vedono nei bambini finalmente il sorriso, vedono nei bambini finalmente un momento di letizia.